Con João Pinto al termine del derby, partiamo, successo per 6-2, che partita è stata, sei soddisfatto? Complimenti a Valdagno, complimenti ai ragazzi che hanno fatto una gran partita, abbiamo finito bene il campionato, ma penso che oggi più importante che parlare della partita è parlare di quello che arrivi qua ieri sera alle 11 di notte dopo fare una trasferta difficilissima dove ci giochiamo un posto importante nella Final 8, il materiale ancora bagnato, vedere i ragazzi che arrivano alle 11 di sera al palazzetto, 10:30, fanno ghiaccio, quello che mi riempie di orgoglio in questa squadra. E mi lascia triste per un'altra parte, per non capire, a volte ci hanno sentito poco tempo fa che ci hanno chiamato dilettanti. Il motivo magari può essere questo, perché non è possibile che vai a giocare in Europa e tanto Tricino come Bassano che hanno giocato giovedì una partita difficile di Bassano, si deve andare fino a Viareggio e penso che dobbiamo iniziare a capire e a leggere l'occhio in un modo diverso. Ok, partiamo adesso su quello che è una valutazione in senso generale sulla regular season. Abbiamo detto primato in regular season e anche un record di 200 gol segnati che non è poco, seconda miglior difesa. Ti chiedo una tua valutazione generale sulla regular season. Penso che al di là dei numeri che hai detto, i numeri sono sempre abbinati a una grande qualità di lavoro e di gioco. Io penso che l'abbiamo fatto, la società punta tanto solo in essi di ragazzi giovani, l'abbiamo fatto e penso che Tricino è un esempio su questo modo di lavorare. Stiamo mettendo i ragazzi in nazionale, stiamo mettendo i ragazzi a giocare in Champions. Jacopo Raniero era in A2 l'anno scorso ad Oro al Bassano, giovedì ha fatto gol in Champions. E più che i numeri, Nicola, penso che è quello che noi dimostriamo ogni giorno in pista, qualità, i ragazzi giocano, hanno il coraggio e quella è la nostra strada, la soddisfazione più grande è quella. Dopo ovviamente se giochi bene stai più vicino a vincere. Noi ringraziamo João Pinto, in bocca al lupo al Trissino.